Mm. Ragazzi, che buon Candalua! Ciao ragazzi, benvenuti a Monzambano in provincia di Mantova, sulle colline moreniche immediatamente a ridosso del lago di Garda, una località amena, veramente suggestiva, ed è dove è ambientata la storia che vi racconto oggi, che è la storia di Antonio, produttore vitivinicolo in regime di agricoltura biodinamica. E adesso cercherò di farvi capire, ovviamente per sommi capi, cosa vuol dire essere biodinamici nella produzione di vino. E allora partiamo proprio con la gestione della terra, il nutrimento della terra. C'entra l'alimentazione bovina, ma non nel modo in cui pensate voi. No, qui si parte dalle corna. Hai fatto un safari, Antonio? Ho fatto un safari a Dogliani dal mio certificatore per l'agricoltura biodinamica. E queste cosa sono allora? Sono corna di vacca, Ah, bovino, e si usano per fare il cornolettame, il famoso preparato 500. e come funziona? Come funziona? Funziona che vengono riempite di letame nel periodo di San Michele, Quindi in autunno? esatto, in autunno, vengono interrate, Mm, chiaramente devono essere interrate così, in modo che l'acqua non vada dentro. certo. Vengono interrati in un posto, diciamo, adeguato, quindi umido, ognuno poi sa nella sua azienda dov'è il posto ideale, diciamo, non è che si può fare ovunque. Stanno sottoterra dove avviene una fermentazione particolare, si creano microrganismi, attivatori delle decomposizioni, il Certo. tutto per poi andare a umificare il terreno. E quando è che si tirano Si fuori? tirano fuori per Pasqua, quindi le abbiamo tirate fuori pochi giorni fa. E quello che hai in mano cos'è allora? Quello che ho in mano è quello che c'era dentro. Ah, questo è il letame, Questo ex è letame. l'ex letame, è molto plastico come vedi, la fermentazione è andata benissimo e questo è il corno letame. Quindi cornoletame vuol dire che andrà ad alimentare i campi. Andrà a alimentare i campi, sì, però non nella dose che immagini tu, ma in una dose molto bassa, perché con diciamo tra i 100 e i 200 grammi facciamo un ettaro. Quindi andrà diluito, immagino. Va diluito, bravo, va dinamizzato con acqua piovana possibilmente, oppure di pozzo, oppure acqua dell'acquedotto però fatta invecchiare, Che significa? che deve perdere il cloro. Poi dopo cosa facciamo? Andiamo a scaldare l'acqua a 37 gradi, in modo che ci sia una temperatura adatta allo sviluppo ancora di questi batteri che andiamo a riportare nel campo, sul terreno. Viene dinamizzata per un'ora dentro un dinamizzatore fatto apposta, si può fare anche a mano, ma noi per comodità ne abbiamo comprato uno. Dopodiché va, diciamo, sparsa sul terreno a goccia grossa. È una fertilizzazione naturale alla fine. Diciamo che non è una vera e propria fertilizzazione, ma andiamo ad agevolare i processi di decomposizione. Con quali vantaggi quindi? Col vantaggio che avremo più humus sul terreno, un terreno più fertile, trattiene di più l'acqua, più sostanze nutritive, le piante stanno meglio, nel mio caso l'uva è più buona. È un processo laborioso, però voglio dire, qualifica molto la qualità dell'uva. La qualità dell'uva sì, chiaramente l'uva biodinamica vale di più. È un processo lungo sì, c'è più lavoro sì, però allo stesso tempo non spendi soldi di fertilizzanti, ma spendi soldi di diserbanti, quindi è un altro pianeta, insomma. Essere biodinamici vuol dire esserlo a tutto campo, non soltanto nelle vigne, come abbiamo visto, ma anche in cantina. Perché qui allora subentrano altri tipi di attività, altri tipi di concezioni sul vino che si vuole ottenere. E allora andiamo in cantina adesso. Andiamo in cantina perché è lì che scopriamo un altro aspetto significativo della produzione di Antonio. Perché pensate che i suoi vini nascono senza l'uso di nulla, praticamente, vini naturali, e anche nascono facendo riferimento alla storia della vigna. Perché? Perché lui va a scegliersi le vigne antiche, quelle che in molti casi nessuno vuole più. E cosa vuol dire non faccio in cantina? Non faccio togliere,
togliere il filtro, togliere la solforosa, togliere gli acidi, togliere i lieviti selezionati, togliere tutte quelle pratiche enologiche che sono proprie dell'enologo e quindi di Certo. chi il vino lo costruisce. Ecco, cerchiamo di farlo in campagna e non in cantina. Quindi cosa vuol dire? Portare dell'uva sana, equilibrata, altamente energetica, con tanta energia, in modo da riuscire ad avere una fermentazione completa senza dover aggiungere niente. E il vino viene. Questa è la riserva che ho iniziato a fare nel 2023. Fatta con? Solo vigna vecchia, Ah, vigna di 75 anni. di che varietà? Prevalentemente Toccai, Trebbiano e Malvasia. Ah, Sai che qui è una zona di confine certo. dove non c'è proprio una vera uva autoctona, se non quelle classiche della zona del lago di Garda, Corvina, Rondinella, Molinara, Carcanega. Ecco, c'era una volta, si trova tanto Toccai, ora non lo piantano quasi più, la Malvasia di Candia e il Castelli Romani che è Trebbiano toscano. Hai detto vigne vecchie. Sì, Di quanti anni parliamo? attorno ai 75 anni. Ah, però. Cioè, le hai trovate? Sì, in realtà non le vuole più nessuno queste vigne qua, perché chiaramente sono poco produttive e diciamo bisogna avere tanta passione. Perché tante volte la produzione è scarsa, però la qualità è superiore, ecco. Ed è per questo che le hai scelte. Certo, È una bella sfida, però. è una sfida, ma è una soddisfazione, perché poi il vino ha una profondità, una finezza diversa, proprio un altro pianeta. Questa cantina non vedo legno, vedo cemento e vedo vetroresina. Anche questa è una scelta. Allora, è una scelta sì, e anche un colpo di fortuna, se vogliamo, perché la cantina l'ho presa in affitto e l'ho trovata già arredata, diciamo. Ho provato a usare del legno, ma non credo che per il nostro territorio sia qualcosa di utile al vino o che gli dia una spinta in più, e quindi col cemento diciamo che ho trovato il mio ambiente giusto, La tua la dimensione. mia dimensione. Sì. Ma tu non nasci come vignaiolo. No, io ho fatto l'oste per un po' di anni, sì. E Sì. poi invece perché? E poi mi piaceva tanto il vino, volevo cambiare lavoro e sono riuscito a vendere e a buttarmi in questa avventura qua. Ma perché la passione per l'agricoltura biodinamica? Com'è nata? Ma io credo che sia l'unico modo che c'è di fare agricoltura. Perché? Perché? Perché bisogna comunque cercare di... L'obiettivo è quello di lasciare di più di quello che si trova. Quindi più pulito, più sano, più fertile. Ti consideri un viticoltore o un soggetto comunque di rottura? Nel mantovano sicuramente sì. In campagna faccio quello che fanno tanti altri, l'agricoltura biodinamica vera, quella dei preparati e non delle parole. Candalua siete sì bravo, Antonio. Candalua l'hai già provato, Sì. quindi non si apre. Andata. Adesso No, qua mi fai aprire bottiglia tutto il giorno. la tentazione è forte. Lugar. Scusami un Lugar. attimo. Ti fatto niente? Taglio. Bravo. Taglia, vedi il movimento rotatorio. Taglia. Cos'è il Lugar? Lugar è il ramarro. Ah. Al Lugar, Azzeverdag Lugar. Ed è fatto con? Questo è un vino, a me piace tantissimo. Riesling, 80%, 10 Garganega, 10 Moscato. Perfetto, che bello. 7 giorni sulle bucce, chiaramente solo cemento, ma hai già visto. Mi piacciono molto i tuoi nomi, anche questo bel gin. Bel gin, sono tutti più o meno nomi in dialetto. Cos'è il bel gin? Cosa vuol dire? Sì, un aggettivo si usa per i bambini, sai, quando fanno un po' i furbi. I furbetti, insomma. Come si dice nel tuo dialetto? Ma ci sono tanti. Io ero un bel sapel, un bel trapel ero, capito? Te lo dico per esperienza. E poi questo? Malmostoso. Questo è un aggettivo che si conosce. Sì. Un rosso frizzante. Un rosso frizzante e una voglia di lambrusco. Sai che io sono nato in pianura e poi mi sono venuto qui per diciamo il terreno. Certo. No? È molto più, chiaramente il vino viene meglio in collina.
E questo era una voglia di Lambrusco e quindi ho fatto un internazionale. Chardonnay e Merlot insieme, Ma metà e pensa a metà, te. rifermentato in bottiglia solo con mosto di passito, quindi presa di spuma con mosto di passito e insomma questo lo possiamo, se vuoi, Che bello. questo te lo apro. Canta lui che mal mostoso che te sì. Paolo è un amico e un collega di Antonio e vive qui in quelle che vengono chiamate le case vecchie. Non fatevi ingannare da questa nomea, in realtà è in crocevia, non dico internazionale, ma siamo lì. Quasi. Perché? Perché comunque è un po' dove raccogliamo le realtà di vario tipo che hanno la stessa filosofia di lavoro, che è quella del non utilizzare prodotti chimici invasivi in campagna, Certo. ma questo l'ha già spiegato benissimo Antonio prima, e poi favorire tutte quelle produzioni che non hanno bisogno di un intervento troppo chimico, appunto, Certo. sulle culture in generale. Quindi la produzione è molto volta alla naturalità della campagna. Pensate che qui si concentrano le produzioni di diversi produttori che fanno parte anche di 2 gruppi che proprio sono specializzati nelle produzioni naturali, insomma sono nel posto giusto. E adesso mi spieghi cosa hai messo nel nostro bicchiere. Il nome è promettente anche questo, Bombo. anche il gesto è promettente. Bombo perché? Bombo perché proprio era al bar, no? Da bambino entravano i vecchi e mi dicevano alla barista, dammi del bombo. Io pensavo che fosse l'insetto nella mia ingenuità ormai. È doppio nome, sì, alla fine perché ha un doppio comunque significato. sì, Ma sì. noi ci concentriamo sul primo. Paolo, grazie, vedo che tra l'altro ti sei dato anche da fare, adesso onoriamo tutto. Cin cin. Grazie ai nostri amici da Monzambano, le Case Vecchie, il nostro amico Antonio. Vi ricordo il 18 maggio Percorti e Cascine. Potrete incontrare entrambi venendo qui, quindi non fatevi sfuggire questa occasione. Ragazzi, cin cin. Bombo adesso, Bombo, e via. capito?